Pronto soccorso a collasso è una carenza di personale che supera le 130 unità, le incognite sul futuro del reparto di ematologia. L'attuale situazione dell'ospedale San Francesco in Uro, in realtà espressione di una criticità ormai cronica, è stato oggetto di un incontro tenutosi questa mattina presso il nosocomio alla presenza dei sindaci del territorio, dell'assessore alla sanità Mario Nieddu e dei vertici dell'ATS. È da mesi, ormai forse anche da anni che lamentiamo questa situazione, tantissimi documenti, tantissime richieste di incontro, di intervento, le stiamo provando tutte ma siamo veramente disperati, ci arrivano sollecitazioni dei nostri cittadini, dal personale medico, siamo veramente preoccupati, è un'emergenza. Il Covid sicuramente ha ulteriormente peggiorato la situazione, quindi chiediamo risposte immediate. Il numero è stato per tantissimi anni, tra i primi 3 ospedali in Sardegna, adesso lo vediamo piano piano morire. Credo che siamo notevolmente in ritardo, l'ospedale San Francesco non doveva arrivare a questo punto, quindi tempisticamente siamo in ritardo, si doveva programmare prima la sanità in questo ospedale, chiederemo alla Regione nuovi concorsi, che si scorrano le graduatorie, l'ospedale si trova in una situazione di forte carenza per quanto riguarda il personale, in modo particolare il pronto soccorso. Spero che oggi finalmente l'assessorato prenda in mano la situazione e recuperi l'ospedale San Francesco. Stiamo cercando di porre rimedio, abbiamo 39 selezioni aperte che stiamo scorrendo per cercare di dare nell'immediato respiro alle strutture come quella del San Francesco che sono carenti. Abbiamo bandito 60 concorsi che stanno cominciando finalmente a vedere la luce. Le graduatorie delle selezioni sono già in scorrimento, purtroppo devo dire che per esempio per quello che riguarda la medicina di emergenza, urgenza e accettazione, la graduatoria è già stata scorsa e non ha accettato nessuno per venire a Nuoro, per esempio. Le aziende possono assumere tutti quelli di cui hanno bisogno che trovano sul mercato. Questa è la nostra impostazione da subito.